Buongiorno a tutti, grazie mille di essere venuti, in particolare al sindaco, al nuovo sindaco di Genova, che penso sia evidente a tutti, ha trasmesso un'elettricità e un'energia estremamente positiva. Lo ringrazio molto di essere venuto qua stamattina per un incontro che è anche in parte tecnico, ma ha dimostrato di cogliere perfettamente l'importanza dei temi che noi qui discutiamo. Saluto l'ammiraglio Pettorino e saluto tutti i nostri ospiti stranieri. Entro subito nel vivo di questo incontro che, per quanto riguarda l'autorità del sistema portuale, ha due obiettivi molto precisi: cercare di illustrare soprattutto ai coordinatori dei corridoi europei che abbiamo oggi qua cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo nel nostro sistema portuale e ascoltare da loro qual è la situazione in Europa degli investimenti, delle politiche per i trasporti dell'Unione Europea, dei rapporti tra l'Unione Europea e il resto del mondo, con particolare riferimento alla materia dello shipping. Non capita tutti i giorni, ve lo assicuro, di poter avere persone così qualificate. Noi qui abbiamo 3 coordinatori di corridoi europei, sono le persone che materialmente collegano la Commissione europea, l'Unione Europea con tutti gli stakeholder dei vari corridoi, quindi sono il vero nodo di smistamento dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. La prima cosa che mi pare utile come aggiornamento è: noi siamo a un anno circa dalla riforma della portualità e della logistica. Questa riforma ha conseguito certamente alcuni obiettivi positivi. Noi abbiamo ridotto il numero dei nostri porti strategici, siamo a 15 autorità portuali, abbiamo semplificato enormemente il funzionamento del board, che prima era oggettivamente troppo complicato da governare. Abbiamo messo la logistica al centro della riforma della portualità. 3 punti sicuramente positivi. Sul futuro, l'autorità di sistema portuale di Genova ha posto 3 punti di miglioramento su cui ancora dobbiamo lavorare per assimilare e avvicinare il nostro sistema portuale ai grandi competitor europei. Il primo: abbiamo procedure di approvazione del piano regolatore dell'autorità del sistema ancora più complicate di quelle che erano già prima. Questo è un fattore di svantaggio competitivo evidente. Il secondo è che rispetto ai 2 modelli prevalenti perlomeno in Europa, uno estremo, porti addirittura completamente privatizzati, il modello inglese, o il modello dei porti del nord hanseatico, che è comunque un modello che avvicina il funzionamento del porto a una società commerciale, noi oggi come autorità portuale siamo un ente pubblico non economico. Questo si traduce in tempi decisionali, in risposte agli operatori troppo lunghi. È evidente ogni giorno nella vita del porto, i lavori, i dragaggi, le banchine, il parco ferroviario, l'accessibilità stradale. Ognuna di queste cose come ente pubblico ci richiede procedure, perché dobbiamo rispettare ovviamente la legge, e tempistiche fuori da un contesto competitivo. Noi speriamo su questo punto di riuscire ad avere dal governo, che si è impegnato, a dire la verità, ad ascoltarci, qualche miglioramento concreto. Qual è la visione strategica di questo sistema portuale? La faccio molto semplice perché penso che sia più interessante discutere di come ci arriveremo. Questo è un sistema portuale che ha come primo obiettivo quello di riprendere parte del traffico che ha come origine e destinazione il nord Italia e che è attualmente trattato dai porti del nord Europa. Alcune stime nostre
parlano di circa 500.000 TU che hanno che subiscono questa deviazione. Il secondo punto qualificante è riuscire ad aggredire alcuni mercati, in particolare Svizzera, Baden-Württemberg e Baviera, attualmente serviti pressoché esclusivamente dai porti del nord Europa. Qui bisogna essere molto chiari, stiamo parlando di, nel tempo, creare condizioni competitive nel nostro sistema portuale e trasportistiche per aggredire quote di mercato significative per noi, ma comunque contenute per i volumi che tratta il nord Europa. Quindi si tratta di qualche milione di TU. Genova sarebbe già un successo enorme se riuscisse ad aggredire 2-3 milioni di TU in questi mercati nel tempo, ed è un obiettivo ambizioso ma ragionevole. Un terzo punto è quello dell'integrazione della catena logistica. Genova è il primo porto italiano che ha sviluppato il Port Community System e siamo il primo porto italiano che ha già stipulato la convenzione con la piattaforma logistica nazionale. Crediamo molto nello sviluppo dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione per efficientare questo porto. Bisogna stare attenti a non parlare solo di infrastrutture materiali molto pesanti, dobbiamo guardare anche a questi aspetti. C'è poi un tema quarto nella visione del nostro porto, che è migliorare l'impatto ambientale, il cosiddetto carbon footprint del nostro sistema portuale. Genova ha fatto alcuni investimenti, e Savona anche, ad esempio in termini di elettrificazione delle banchine, investimenti molto costosi che tuttavia hanno, come dire, costi per le navi, ad esempio, abbastanza significativi. Qual è la sfida di medio termine? L'LNG. Genova e Savona si stanno attrezzando per fare un deposito di LNG, ce lo chiedono tutti i principali armatori, il trend è questo. Vi rendete conto che però siamo sempre ad inseguire, ci torniamo su questo tema, cioè la frontiera tecnologica, le sfide competitive costringono l'autorità del sistema portuale a inseguire continuamente con cospicui investimenti, ma è un fatto che dobbiamo superare. Infine, i rapporti con la città, che sono principalmente influenzati dall'arrivo di navi da crociera sempre più grandi, con un effetto estremamente positivo per la città, per il turismo. Anche qui l'arrivo di navi sempre più grandi richiede investimenti infrastrutturali cospicui e una capacità ricettiva della città adeguata. Questi quindi sono i nostri obiettivi di scenario. E veniamo ai nostri ospiti. Questi obiettivi non sono esattamente nati oggi, nemmeno ieri, sono obiettivi che il porto, l'autorità del sistema portuale, si è data da qualche tempo a questa parte. E se voi leggete il cosiddetto piano di corridoio, che è un documento che viene elaborato dai coordinatori per l'Unione dei Corridoi, che vedete seduti qui, vedete che in questo piano di corridoio, che è aggiornato, parlo del corridoio Reno-Alpi, a cui appartiene l'autorità del sistema portuale Genova e Savona, si dicono 4 cose molto precise, lo potete scaricare su internet, quindi diciamo quello che io vi dico, sono state dette 4 cose molto precise. Il primo, che il nodo ferroviario di Genova va adeguato ai requisiti prestazionali del corridoio. Treni da 750 metri, peso assiale 2000 tonnellate, sagoma 80 pc, tutte cose che adeguano i requisiti prestazionali delle reti di trasporto ai requisiti di corridoio. Attenzione, perché questo è un paese che alla demagogia concede moltissimo. Non è un problema di capacità in assoluto, è un problema di capacità in relazione alle caratteristiche prestazionali.
Se hai quell'infrastruttura puoi ricevere determinate navi, puoi trattare determinati volumi. Se non ce l'hai puoi avere altre infrastrutture con un eccesso di capacità enorme, ma non intercetti quei volumi. Quindi questa è la prima cosa che ci è stata detta. Un upgrading non solo, tanto per intenderci, del terzo valico, ma anche delle tratte di adduzione. La viabilità. Si dice molto chiaramente, Genova e Savona sono congestionate, soprattutto nei periodi estivi. Questo crea un problema di accessibilità viaria. Secondo problema. Terzo problema, l'aeroporto. L'aeroporto non è collegato alla città per ferrovia. Questa è una condizione, come voi sapete, estremamente competitiva nei grandi aeroporti di tutto il mondo, diciamo, manca questo tassello. Infine, molto interessante per noi, accessibilità portuale, marittima e terrestre. L'accessibilità al porto è condizionata da spazio fisico, sia negli specchi acquei sia nell'entroterra. Questa difficile accessibilità richiede due cose: la rimozione dei colli di bottiglia nell'entroterra, l'adattamento degli specchi acquei attraverso ad esempio nuove dighe e dei terminal al tipo di operatività imposta per esempio dalle grandi navi. Mi sembrano 4 prescrizioni precise, puntuali, si leggono in modo chiarissimo in un documento che è sul sito della Commissione europea. Quindi noi non possiamo dire che non sappiamo cosa dobbiamo fare per essere competitivi nell'Unione Europea e nel mondo. Io devo dare atto al coordinatore europeo Paolo Wojciechowski, che è qua, che il forum di corridoio non ha un atteggiamento meramente ricognitivo, non si limita a dire devi fare questo, questo e questo. Il coordinatore e i suoi assistenti sono venuti ripetutamente a Genova e Savona, hanno guardato il porto, hanno guardato i collegamenti con l'entroterra, hanno visto quali investimenti noi intendiamo realizzare e hanno iniziato ad aiutarci. Vi ricordo che un primo grande obiettivo che abbiamo raggiunto è che prima nel piano di corridoio c'era scritto che erano prioritari i grandi progetti fondamentali per risolvere i colli di bottiglia transfrontalieri. Questo è stato il grande problema del terzo valico. Il terzo valico non è transfrontaliero e non ha potuto beneficiare in una prima fase né di un supporto finanziario né di un'assistenza tecnica per tutti gli interventi, ad esempio dall'Advisory Board del Juncker Plan. Grazie a questa attività che abbiamo svolto con il coordinatore, questa frase è stata estesa e quindi oltre ai colli di bottiglia trasfrontalieri abbiamo aggiunto e migliorare le connessioni dell'entroterra dai porti in modo più ampio, senza un collegamento solo con la parola transfrontaliero. Questo è un esempio di una partnership molto efficace che va ad aggredire problemi estremamente concreti, delicati, puntuali, su cui si gioca il destino di questa città e di Savona. Far parte del corridoio europeo con i nostri investimenti ha implicazioni molto più rilevanti di quelle che normalmente crediamo, che è facciamoci dare soldi per realizzare quell'opera, che è un po', diciamo, un primo obiettivo, ma non è. Far parte del corridoio vuol dire, quando parli con grandi investitori, sia di Stati membri, sia di Stati al di fuori dell'Unione Europea, far vedere che gli investimenti che tu proponi sono coerenti con il quadro trasportistico dell'Unione Europea. Vi ricordo che ad esempio nelle discussioni tra Europa e Cina, nell'ambito della Euro-China Connectivity Platform presso la Commissione Europea, uno dei punti che la Commissione Europea obietta agli investitori cinesi, siano essi statali, è che alle volte propongono investimenti o vogliono realizzare investimenti che non sono coerenti con le TEN-T policies. Quindi
essere nel corridoio conta molto anche per potersi sedere al tavolo dell'attrazione degli investimenti esteri. Qui segnalo solo un punto molto critico che spero venga ripreso dai coordinatori durante la giornata. Oggi essere un'autorità di sistema portuale come la nostra, che è un big player senza essere Rotterdam o Shanghai, pone pressioni competitive estremamente forti, a volte poco sostenibili. Noi da un lato ci confrontiamo con grandissimi armatori o grandi operatori di terminal che hanno oggettivamente un potere di mercato negoziale, una capacità di mettere pressione sull'autorità di sistema per realizzare alcuni investimenti piuttosto che altri, non facilmente contrastabile, o comunque non è sempre facile renderlo materia di confronto. Un secondo punto è che noi in questo momento in Europa, ed è forse la questione più delicata anche all'attenzione del Ministro in questo momento, non abbiamo oggettivamente una posizione europea forte su questo tema. Si ha la sensazione che, a fronte di una chiarezza delle politiche europee come tradotte nei regolamenti, nei documenti di programmazione, che sono quelli di cui abbiamo parlato fino ad ora, l'Unione Europea nella competizione globale, quindi con i grandi stati, con i grandi fondi sovrani, Cina, Stati Uniti, la sensazione è che non abbia una posizione forte, politicamente rappresentativa dell'intero continente, ma sia abbastanza succube delle posizioni di alcuni Stati membri, in particolare quelli più forti. È chiaro che questo pone dei problemi di manovra non indifferenti a un'autorità di sistema come noi, anche nel contesto di una riforma come quella voluta dal governo, che tende a raccordare le autorità di sistema portuale presso il governo centrale per avere questo confronto sullo scenario internazionale. Ma questo tipo di pressioni in questo momento resta un problema che va risolto, e credo che dopo i coordinatori lo tratteranno. Rispetto a questa visione, quindi a quello che ci è stato detto dai coordinatori, chiudo dicendo molto brevemente cosa abbiamo fatto in questo anno. Con riferimento all'aeroporto, il progetto di costruzione della stazione di Aeroporto Erzelli sarà oggetto, la progettazione di gara sarà conclusa entro l'anno, e contiamo di poter concludere i lavori entro il 2021. Un po' prima dovrebbero finire i lavori di collegamento a questa stazione, cioè la stazione ferroviaria, dall'aeroporto. Voi sapete che è una cabinovia, i lavori qui sono meno impattanti anche come costo, la ferrovia, la stazione costa circa 60-70 milioni di euro, costa 6 milioni di euro, quindi dovrebbero essere coincidenti e quindi rispondere a questo primo punto. Sui collegamenti stradali mi sentirei di dire che Genova sta per conseguire un risultato qualche mese fa insperato. Voi sapete che noi abbiamo dei collegamenti autostradali a Genova, che è il congestionamento della Gronda, abbiamo dei congestionamenti autostradali molto forti nell'area di Savone Vado, richiamati anche dal coordinatore. Savone Vado, per risolvere questi problemi noi abbiamo comunque il problema che i concessionari esistenti nell'area abbiano il piano economico-finanziario approvato per poter spesare questi interventi di rafforzamento dell'accessibilità al casello di Savona e al nuovo casello di Vado. Nell'ultima riunione del CIPE è stata approvata una revisione della regolazione economica che rende ora approvabili i piani economico-finanziari di quei concessionari, dalla riunione di agosto, e quindi dovremmo essere in grado di risolvere la questione. Con riferimento alla Gronda, vi garantisco che io personalmente qualche mese fa non avrei
scommesso sul problema principale della Gronda, che è la copertura finanziaria dell'opera. La Gronda costa 4 miliardi e 3 a stima attuale, è un'opera che può essere realizzata solo spalmando gli incrementi tariffari del concessionario che ha in carico l'opera su più anni. Questo negoziato è andato avanti per oltre 2 anni presso la Commissione europea. Circa un mese fa la commissaria alla concorrenza Vestager ha annunciato il raggiungimento di un accordo con il governo italiano, un'estensione della concessione del concessionario e quindi la possibilità di coprire la Gronda. Immediatamente dopo a questo annuncio è stato approvato con un decreto del Ministero il progetto della Gronda, è stata dichiarata la pubblica utilità, possiamo avviare gli espropri. Vi garantisco che per Genova è un risultato pressoché insperato e cruciale per risolvere i problemi drammatici. Io sono rimasto bloccato più volte per ore nella stazione di Ponente, quindi lo ritengo veramente un grandissimo risultato da monitorare ma da seguire. Sugli interventi ferroviari e del Terzo Valico avremo durante tutta la giornata abbondanti aggiornamenti, ma grazie al lavoro dei 2 commissari, Yolanda Romano e dell'ingegnere Tinghieri, direi che l'opera è molto presidiata, sono stati raggiunti risultati straordinari in termini di riappalto delle gare in così poco tempo e quindi anche quest'opera che ci pone così tanti problemi attuativi è fortemente monitorata e in corso. Arriviamo e chiudo all'accessibilità portuale marittima. Noi abbiamo 2 grandi questioni. A Genova la diga foranea. Penso che negli anni passati abbiamo inutilmente balbettato rispetto a un'opera che è più che necessaria. Noi lì abbiamo una situazione di ingorgo, di difficoltà operative che l'ammiraglio Pettorino mi ricorda tutte 5 volte a settimana per problemi tecnici che mi aiuta a risolvere, che mi segnala, ma è oggettivamente una situazione che va risolta con un intervento drastico. Abbiamo messo in bilancio i soldi per uno studio di fattibilità, il Ministero ci sta mandando una richiesta di finanziamento per questo studio di fattibilità che deve risolvere non solo come la costruiremo, ma anche da dove partiremo. A Genova si è detto che saremmo partiti dalla bocca di Ponente. Primi studi che abbiamo finanziato quest'anno ci hanno detto che ci sono alcune criticità nel partire da Ponente, quindi lo studio di fattibilità che finanzieremo noi con i soldi che abbiamo messo a bilancio e con parte dei 30 milioni di euro del fondo del Ministero delle Infrastrutture destinato agli studi, per indicazione del Ministro, finanzieranno questo studio di fattibilità che ci dirà quale outline progettuale dovremo realizzare e poi proseguire con i lavori. Quindi direi che è un'opera al momento finanziata per lo studio di fattibilità, voluta da noi, voluta dal governo, la stiamo seguendo. Ugualmente ho chiuso a Vado. Voi sapete che a Vado ugualmente è già stato approvato la prima fase dello spostamento della diga di Vado. Ci sono, ed è coperta finanziariamente questa prima fase di progettazione, poi di realizzazione. La seconda fase è il prolungamento della diga a Vado, che ha un costo, questo prolungamento, di 80 milioni di euro che deve essere reperito, e anche su questo, con i prossimi piani triennali, tenteremo di coprire finanziariamente e realizzare l'opera. Sono stato un po' lungo su questa parte di dettaglio, ma pensavo che fosse utile dare ai coordinatori questa fotografia molto pratica di quello che stiamo cercando di fare per rispondere alle loro richieste. Grazie.